Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è in arrivo il soccorso patinato a Kamala Harris. Sì, perché evidentemente la candidata democratica ha un po' meno il vento in poppa di quanto dicono i nostri giornaloni in coro, i quali citano sostanzialmente un unico dato, cioè il fatto che la candidata democratica sia tuttora in vantaggio nel voto popolare, nella somma del voto nazionale. Peccato che nelle elezioni americane questo dato conti come il 2 di picchi quando la briscola è cuori. Nell'ultimo periodo i democratici sono quasi sempre stati in vantaggio sul voto nazionale, ma essendo gli Stati Uniti una repubblica federale autentica, quello che conta è il voto negli stati, perché hanno un meccanismo elettorale che tutela la pluralità e valorizza tutti i territori della nazione, impedisce che gli stati grandi cannibalizzino gli stati piccoli sostanzialmente. Quindi quello che conta è il voto negli stati, soprattutto nei cosiddetti stati ballerini, quelli diciamo verosimilmente molto contendibili da entrambi i candidati, quelli in bilico. E negli stati ballerini la situazione non è così rosea, sempre stando agli istituti di sondaggio per Kamala Harris, perché mentre Trump manterrebbe il vantaggio che si portava dietro, diciamo, in alcuni stati ballerini, l'Arizona, il Nevada, sembra seriamente in grado di ribaltare quello che sembrava il risicato vantaggio di Harris in alcuni stati della Rust Belt industriale o post-industriale o deindustrializzata, che è molto sensibile al messaggio economico di Trump, alla sua idea che la concorrenza sleale cinese che ha partorito la deindustrializzazione americana vada contrastata, alla sua idea che bisogna abbattere le tasse e incentivare il lavoro. Insomma, sembra che, per intenderci, Michigan e Pennsylvania pendano dalla parte di Trump, e questo potrebbe garantire la vittoria a Trump e la presidenza. Quindi insomma è allarme nel campo patinato delle Oprah Winfrey e delle elite costiere, e quindi tac, arriva la copertina di Vogue dedicata a Kamala Harris. Diciamo, tendiamo a dubitare che questo sposti i voti della classe operaia del Midwest, ma comunque questo è. Trovate la vicepresidente democratica in splendida copertina su Vogue, la candidata per i nostri tempi, no? Come dire, rispetto a quel vecchiaccio reazionario mastro bianco di Donald Trump. Copertina accompagnata da un virgolettato sembra quasi schleiniano di Kamala Harris. Non si potrà mai avere un accordo completo su tutte le questioni, ma si può trovare un terreno comune e ampliare quello, no? Stanno tentando di vendere questa versione appunto tranquillizzante di una candidata che ha invece un passato radical, ma soprattutto un recentissimo passato e presente da vicepresidente di inefficacia politica. E il confine col Messico ridotto a colabrodo parla da solo. E allora cosa succede? Deve intervenire il punto di riferimento dei woke per eccellenza, cioè Barack Obama, che si è addirittura arrabbiato, ha strigliato l'elettorato democratico, l'elettorato nero soprattutto, durante un comitato pro-Harris a Pittsburgh. Insomma, ha detto che lui non vede la partecipazione che vedeva ai suoi tempi, no? Quando era lui candidato, anche lui aveva molti difetti, ma era sicuramente in grado di mobilitare l'elettorato. E quindi ha suonato i tasti che può suonare per sostenere una candidata politicamente debolissima, cioè sostanzialmente ha detto: dovete votarla perché è donna, perché è di colore, perché risponde alle pattugne woke contro quel bieco reazionario di Donald Trump. Questo è stato il messaggio di Obama per tamponare quell'allarme misoginia che ad esempio mette in prima pagina
oggi la stampa, che appunto mette la foto di Obama con Harris. Obama atto d'accusa, l'ex presidente ai maschi neri, troppa misoginia, votate Harris. E in effetti Obama ha detto quanto segue a Pittsburgh: mi sto rivolgendo direttamente agli uomini, che semplicemente pare non vi piaccia l'idea di avere una donna come presidente. Vedete come si prescinde completamente dai contenuti, si va sulla figurina Harris, perché Obama, che sa fare le campagne elettorali, sa che l'unico plus comunicabile di Kamala è la figurina. State pensando di chiamarvi fuori o di sostenere qualcuno che ha un passato di denigrazione nei vostri confronti, perché pensate sia un segno di forza, perché questo che significherebbe essere un uomo, sminuire le donne, non è accettabile. Cioè siete dei biechi maschilisti, perché i sondaggi dicono che anche se siete dei maschi neri avete quest'idea bizzarra e inaccettabile di votare Donald Trump. Dovete votare lei perché è donna, e sottotesto dovete votare anche lei perché Donald Trump è un razzista, no? Passato di denigrazione nei vostri confronti. Quindi lo dice il suo principale sponsor, lo dice la star del wokismo progressista contemporaneo. Quali sono i meriti di Kamala Harris? Essere donna e essere di colore. Così sospettiamo che il voto negli stati ballerini non viri, sospettiamo che non convinca la classe lavoratrice americana, e soprattutto ha dato a chiunque abbia 2 neuroni qualche motivo in più per votare o per tifare Donald Trump. Grazie a tutti.